36, la De Poli seconda a 32 centesimi, 2,6 e 68. E dunque è partita la serie numero 2. Siamo alla presentazione di quella che è l'ultima gara di questa mattina, la prima serie 200 stile libero femminili. Siamo in corsia numero 1, i colori del team Veneto Ludovica Zarpellon. Corsia numero 2 per l'Insubrica, la ritroviamo 2 titoli ai criteri di quest'anno, Giulia Borra. In corsia numero 3 i colori del team Veneto, in precedenza la vittoria dei 100 misti, 3 titoli assoluti e già nazionale maggiore anche lei, la ritroviamo Ilaria Cusinato. Corsia numero 5, nazionale maggiore 2K14 per le Fiamme Oro Roma, Giada Galizzi. Corsia 6 per il team Veneto, Lucrezia Delantone. Corsia numero 7, i colori del De Hacker, Lisa Angiolini. Corsia numero 8 per il team Veneto, per lei questa mattina velocità pura, essendo specialista dagli 800, 1500, anche 5 km in acque libere, campionessa europea, bronzo in vasca e finalista ai mondiali, 3 record italiani detiene, categorie ragazzi e junior, Giulia Salin, team Veneto. Eleonora Brotto intanto anche lei in passato medagliata in categoria nelle gare dei 400-800 e nazionale giovanile a Piombino agli Euro Junior in acque libere, portacolori del team Veneto 1.32.99 dopo le prime 6 vasche, proprio lei che detiene il record della manifestazione in questa gara, 2.4.40 nel 2014. Siamo alle battute conclusive, 2.04 e 62, Eleonora Brotto su Giulia Grasso 2.4 e 72. E allora ci siamo, è l'ultima gara di questa mattina, la prima serie 2 stile femminili.